Buongiorno a tutti, siamo ad aprire una nuova stagione della programmazione di Veneto Globe, delle rubriche di Veneto Globe, e quale migliori ospiti che questi meravigliosi amici. Oggi abbiamo Federico, Stefano e la loro coordinatrice, la signora Eliana, la dottoressa Eliana Pin. Eliana, volevo chiederti, voi siete dell'associazione IPD, Associazione Italiana Persone Down. E la sede della vostra associazione dov'è e in che territorio opera in questa nostra parte di Veneto o di Treviso forse? Sì, esatto. La nostra è appunto l'Associazione Italiana Persone Down, la sezione della Marca Trevigiana, quindi Marca Trevigiana proprio perché copriamo tutta la provincia. La sede legale e amministrativa a Marino di Piave, però per essere più vicini alle famiglie ci siamo anche a Conegliano, Treviso e Montebelluna. Quindi avete delle sedi staccate? Si spostano volontari e operatori incontro alle famiglie. E praticamente cosa svolge? In che ambiti opera la vostra associazione? Sì, organizziamo progetti di autonomia, accogliamo dal neonato all'adulto e li accompagnate in un percorso di vita, autonomia, in tutta la vita praticamente, esatto, da tutta la piccoli vita. ad adulti. Esatto, e affrontiamo tutto il tema dell'autonomia, che per un neonato magari imparare a mangiare con le posate da solo, e per un adulto quello magari. Quindi affiancate le famiglie nel loro percorso di vita finché sono piccoli e poi li aiutate nei percorsi lavorativi, in questo tipo di percorsi. È un percorso proprio di squadra con la persona con la sindrome di Down, la famiglia, ma anche i servizi, la scuola, i datori di lavoro, quindi tutte quelle persone che entrano a far parte della vita di una persona con la sindrome di Down. E nella vostra associazione quanti ragazzi avete? Quante Siamo persone? A un centinaio di persone con la sindrome di Down. Quindi in tutta la provincia di Treviso? Sì. E gli operatori, e ci saranno anche dei volontari? Abbiamo una bella squadra di giovani volontari, abbiamo poi delle persone che ci aiutano come volontari anche in ufficio o nell'andare a prendere i ragazzi per le attività, perché magari non hanno possibilità di spostarsi. E se qualcuno volesse aiutarvi in qualche modo, voi avete? Assolutamente, abbiamo sempre grande bisogno, sono tantissimi gli eventi che andiamo a fare con l'associazione e tanti sono proprio le attività che facciamo anche infrasettimanali, quindi dal ragazzino delle scuole superiori a persone più adulte sono tutti ben accetti all'interno dell'associazione. Va bene, poi torniamo a lei, adesso facciamo parlare anche un po' voi. Cosa dici Stefano? Sì. Stefano ha recentemente fatto insieme ai suoi amici dell'associazione un bellissimo evento nel suo paese. Qual è il tuo paese, Stefano? Allora, il mio paese è Cappella Maggiore. E cosa avete fatto? Ha fatto i camerieri, nostri ragazzi. Nella Proloco, vero? Anche Proloco. Avete fatto una cena? Una cena grande, ha fatto la grigliata. E quante persone c'erano? Tante? Tantissime. E tu hai fatto cosa? Hai fatto il cameriere? Hai servito? Sì, hai servito i piatti e dopo quando... Ma è faticoso o ti piace? A me piace tanto, molto. E c'erano dei tuoi amici che sono venuti a questa cena? Sì. Li hai serviti bene? Sì, bene, allora. proprio. Ma sapete che Stefano ha fatto anche dei corsi per servire ancora meglio? Sì. E adesso ne farai uno, vero? Sì. È un corso di cosa? Di sala, mi sembra. Di sala, sì. E cosa ti insegnano a fare? A fare prima cucchiaio, la forchetta e il coltello. A preparare il tavolo. Preparare il tavolo. Quindi dalla come si prepara il tavolo a come anche si portano i piatti? I piatti puliti, devi mettere ogni tavolo e dopo anche... Quindi voi preparate le tavole con i piatti, le posate, i bicchieri e poi portate anche il cibo in tavola? Sì. Siete veramente bravi. E poi anche la cosa più brutta è un po' tirar via quelli sporchi, vero? Vi piace questa cosa? A me piace fare... A me non piace tanto, mi piace di più mangiare, però... Mangiare, ma quando ho finito di mangiare, via tutti i piatti e dopo, quando ho finito il primo, porta il secondo
E questi corsi ci sono tanti ragazzi che partecipano, sì, vero? Sì. E gli insegnanti sono buoni o? Sì, buoni. E bravi? Sì, sì. Benissimo. Federico invece fa un corso di cucina, vero? Io ho fatto quinto anno a scuola Beghiera, ho fatto quinto anno con cucina. Mi ispira a cucina perché devo imparare a fare a mangiare insieme con i miei Ma tu compagni. hai fatto anche tu dei corsi di sala, Io ho vero? fatto anche un corso di sala, non è faticoso, Non è faticoso? seguito con il nostro Tiziano. E Tiziano è bravo allora a Lui insegnarmi. Lui è insegnante che tipo se viene vino o piatti pronti. Se io prendo 2 piatti so fare. Ne porti 2 alla volta? Sì. Sei bravo però. In tutte e 2 le mani? No, era uno con una mano? Una mano e l'altro con una mano. E non ti è mai caduto niente? Mai. Allora, a te è caduto mai niente? Allora siete bravissimi. Ma ascolta una cosa, ci sono delle cene che avete in programma tra poco che ti ricordi oppure no? Siamo stati in un proloco. No, che Maggiore. Anche a Vazzola siete stati da poco, no, vero? Che Maggiore io non c'ero. Ah, lui era impegnato a Cappello. Ho fatto un servizio a Ramera con i miei amici che conosco. Sì, che perché conoscevo. tu sei di quelle zone lì. Sì. E ho fatto con il nostro amico Luca, è in fianco di me che sono io. Ho servito prima. E c'era tanta gente? Era centinaio di persone. E si lamentano o dicono che siete bravi? No, ma c'è coordinatrice. Ma tu quindi tu se sai fare sala e anche cucina, dalla cucina vai anche in sala? Anche. Allora Eliana non tremi più qui, Eliana, parlo con Eliana, lei è molto seria che noi diciamo fate questo, che fate che altro. E lei è molto precisa che ha sala o cucina. Lei vi dà l'indirizzo e poi se poi lei ha bisogno di andare da qualche altra parte, allora chiediamo all'Eliana. Voi fate anche dei progetti in collaborazione con le scuole oppure? Sì, siamo presenti nelle scuole, è proprio un percorso, quando una persona è inserita all'interno dei progetti autonomia automaticamente contattiamo anche le scuole. E ci capita anche di tenere dei corsi, degli incontri a scuola sia con gli insegnanti che con i compagni di classe e sono sempre delle attività molto interessanti, sì. E andiamo anche in scuole dove non ci sono inserite persone con la sindrome di Down, ma andiamo a fare dei progetti per l'inclusione e per la sensibilizzazione. Mi sembra che questi ragazzi fanno anche una bella vita perché sono stati al mare, sono stati in Croazia, vanno in treno, io vi seguo su Facebook, so tutto di voi. Allora, è stato bello andare in vacanza? Vediamo. Qual è la vacanza che ti è piaciuta di più? Io ero con Eliana, con la Sonia. E dove sei andata? Prima era... Jesolo? No. Prima da Croazia sono andate io. Prima parlo con coordinatrice Eliana, Sonia e la Gloria. La Gloria era la sorella di Eliana. I ragazzi abbiamo le camere, abbiamo io, Giuliano e Massimo. Chissà che confusione avete fatto in camera da soli voi. Poi che in un'altra stanza hanno giocatori volontari con Stefano Gaio, Leonardo e Anthony Maso. Quindi loro hanno vissuto la loro autonomia totalmente. E vi siete arrangiati di tutto? Qualche volta l'Eliana veniva... No, veniva solo voce controllare. e le messaggi vocali, tipo... Quindi abbiamo proprio per incentivare le autonomie, siccome avevamo wifi gratuito e poi c'è il problema dell'estero, quindi devo spendere troppo di telefono ed noi eravamo su un altro piano. Quindi abbiamo creato un gruppo WhatsApp fra tutti i partecipanti alla vacanza. Quindi tu gli ordini no, è stato il primo giorno gli ordini li ho dati io, dal secondo mi arrivavano da loro. Quindi li avevano capiti benissimo. Sì, esatto, vedete voi ragazzi di far veloci che dovete sempre truccarvi e sistemarvi e noi siamo pronti prima. Quindi. Volevo chiederti una cosa, loro fanno anche la vendemmia, vero? Chi mi parla della vendemmia? Federico? Noi siamo stati a Catine del Prezzo di Giorgio, abbiamo fatto questa vendemmia agricola, perché dai adulti
e da bambini piccoli. Tutti avete vendemmiato? Tutti, poi dopo abbiamo vendemmiato, la toccatura, la pizzatrice. Ma forse da una foto mi viene in mente che il vino gliel'avete dato anche al Vinitaly a qualcuno di davvero famoso. Sì, tipo lui Lui a chi hai dato una bottiglia di vino tu quest'anno al Vinitaly? Allora, era anche presidente Repubblica, Mattarella? Sergio Mattarella. Perché mi ricordo che nella foto c'eri proprio te. Sì. E eri emozionato. Sì, e anche Luca Zaia. A tutti e due, quindi a due personaggioni. Sì. E cosa ti è piaciuto fare questa esperienza? Sì, Vabbè, tanto. vedi, che io ti ho visto su tutti i giornali, alla televisione, ho detto guarda i miei amici che famosi che sono. Sì. Vero? Ascolta Eliana, voi avete anche delle collaborazioni con altre associazioni oppure già il lavoro che fate voi è... Sicuramente c'è un ampio lavoro di rete sul territorio, quindi con Com'è tante la situazione associazioni. in Italia La situazione in Italia rispetto agli altri paesi, ma proprio del mondo, è buona per quanto riguarda la disabilità, per cui siamo magari abituati ad essere un po' il fanalino di coda in altre cose, mentre per quanto riguarda la disabilità, l'integrazione, siamo avanti. L'Italia ha chiuso da più di 30 anni le scuole speciali, mentre all'estero, ma anche paesi molto vicino a noi, sono ancora attive scuole apposta per persone con disabilità. La situazione è interessante in Italia, in Spagna, Portogallo e nei paesi latini, quindi sicuramente c'è un'ottica per l'integrazione, le persone con disabilità lavorano, hanno un'attività lavorativa, vanno quindi nelle scuole. Che età avete voi? Quanti anni hai? 49. 49, tu? Io sei un fra gioiellino. un po' io compio anni, faccio 25 anni. 25 anni, quindi loro hanno dei progetti di inserimento lavorativo. E tu che lavoro fai, Federico? Io adesso lavoro in serre. Tu fai le piantine? Aspetta, sì. Sul regolamento in serra c'è un genitore Ok. che Che è responsabile delle serre. E tu gli dai una mano allora? Lui è il mio tutor al Turo Vilanova, è papà della Martina. Lui che gli spiega Cosa devi fare? cosa piantare, che cosa facciamo. Ma voi fate piante da orto Tutto, o fiorellini? tutto. Abbiamo solo le piantine, anche le verdure. Anche le verdure? Abbiamo preso il precedente... Ma voi fate la piantina per rivendere la piantina o raccogliete la verdura? No, sarebbe. Al Toro mi dite Fede, prendi tutto le piantine e da lui mi dà una piantina a me a mano. E tu la pianti? Io do con la pistola pianta sulla terra e lui fa. Ah, ok, e quindi poi cresce e raccogliete la Esatto. verdura. Ho capito. E un'altra cosa. Dimmi. Dopo abbiamo il presidente della cooperativa Vivita Down, Romolo Romano, lui organizza tutto il lavoro. dalla casa Vittoria al... Ok. Invece Stefano, cosa fai tu? Allora, io invece lavoro alla Fendel. Ah, ok. Ho fatto quadri, mettere i ganci e dopo anche fare fermavetri. Ah, ok, e quindi anche, un lavoro anche. sì, e anche agolari. Ma ho letto, non credo di sbagliarmi, che tra poco avete un evento che farete qualcosa con la ceramica. Chi è Sì. che mi dice questa cosa? Stefano? E quelli bicchieri ceramiche a fare a colore. Ah, quindi la colorate e poi la cuocete? Sì. Ma dov'è che la fate questo evento? Aspetta, prendi il microfono. Un evento con i piccoli ceramisti di Scomigo. Noi ok. abbiamo colorato i bicchieri in vari incontri, è stata fatta una colata appunto di vetro e quindi saranno anche utilizzabili proprio in casa per il tè, per il caffè. Ma quindi fate un sacco di cose, spaziate dalla cucina alla vendemmia, tu fai le cose con la ceramica, bellissimo, vi divertite anche secondo me. E avete fatto anche una cosa che a me piace tanto. Che cos'è, Federico, questa cosa? È una guida? Brava, tu hai detto molto bene, si chiama Treviso della marca Viviano Mass Tourist
guida È una guida turistica della marca Trevigiana Trevigiana. che avete fatto in collaborazione con la provincia di Di Treviso, Treviso. quindi con dei partner importanti. E nella prima foto Direi chi troviamo prima qua? foto ero io col salsiccia in mano con il radicchio. E in questa guida ci sono cosa? Ci sono degli itinerari, ci Gli sono itinerari, 7 sì. itinerari. Questo che sono io con la foto. Ma avete fatto voi anche le foto di questa guida? Sì, Ah, ok. E cosa fate? Date dei consigli allora noi diamo i consigli. su come girare la provincia di Treviso? Sì. Aspetta che chiediamo. Questa guida l'avete fatta voi? Come Allora, si è Smart svolto il Tourism lavoro? è un progetto che è nato alcuni anni fa dalla nostra sede nazionale di Roma e hanno cominciato con un progetto europeo creando la Smart Tourism di Roma, di Venezia, di Dublino e di Lisbona. Quindi E io anche in con lingua alcune inglese? ragazze sono stata a Lisbona a testare la guida dei ragazzi portoghesi, ok. dei nostri colleghi portoghesi. E poi abbiamo pensato che è stata proprio una richiesta delle ragazze che hanno testato la guida di Lisbona. Abbiamo pensato che Treviso non aveva niente da meno dalle altre guide e quindi in collaborazione con la provincia di Treviso abbiamo creato questa guida. Ma questa guida dove si trova? E allora si trova intanto online sul sito proprio ok. Smart Tourist Guide. E quindi uno se la può scaricare? Sì, esatto. E stiamo ricevendo veramente tanti email anche da perché persone è dall'estero. in italiano, che- ma anche in e lingua anche in inglese. inglese, esatto. E questa guida Soprattutto- è facile, è scritta facile? È scritta in comunicazione ad alta comprensibilità, cioè in maniera molto semplice che possa essere compresa da persone con disabilità intellettiva, da bambini o da persone che non hanno tanta dimestichezza con la lingua. Quindi ha un target di riferimento preciso. Esatto, no? sì, ma in realtà è comunque uno strumento molto utile per tutti perché in provincia di Treviso non abbiamo una guida che comprenda tutto. È vero, ci Quindi sono noi dei abbiamo fatto un piccoli collage. opuscoletti Sì, che esatto. però non c'è Abbiamo una... fatto un collage per creare la nostra guida. Ma Ci voi sono avete le anche immagini. testato avete fatto tutti questi giri, quindi anche Sì. ve la Federico date. ha fatto parte della redazione della guida e anche dello staff che è uscito a fare le foto. Infatti è in varie foto, Federico. Poi guarda altri ragazzi che non sapevano niente della guida sono usciti e hanno provato i 7 percorsi e ci hanno ecco. fatto degli appunti, delle note dove non su era quelli chiaro. voi avete poi Sì. lavorato. Esatto. Però, complimenti. Ma dalla tua esperienza, l'integrazione di questi ragazzi seguiti fin da piccoli avviene facilmente, l'autonomia, per una frase conclusiva, sei soddisfatta del lavoro che hai fatto con loro? Raccogli tanti frutti? Sì, sicuramente la soddisfazione è grande, io sono in associazione da 12 anni, quindi sicuramente i risultati si sono visti. C'è ancora tanto lavoro da fare, mi piacerebbe che le persone li vedessero un po' meno come eterni bambini, un po' di più come degli adulti e delle persone semplici magari, ma comunque delle persone adulte. Però sicuramente ai bambini, questi giorni ho visto una neonata di pochi giorni, alla famiglia, ai genitori ho detto state tranquilli, sarà autonoma anche lei. Bene. Allora, adesso noi siamo arrivati alla fine di questa nostra mezz'oretta insieme. E se Eliana ha detto delle cose bellissime su di voi, se voi volete fare un saluto ai nostri telespettatori. Grazie, come ha detto Liana, voglio ringraziare anche a tutti che hanno seguito le vostre iniziative, le vero? nostre iniziative. Tutti i vostri fans che I vi fans seguono che- di continuo. E quante ne avete ancora? Tantissime da fare. Abbiamo tantissime, E quindi noi li aspettiamo tutti, vero? aspettiamo tutti quanti. E a Stefano un saluto anche a te. E invece anch'io e anche lei Grazie. fare una generosa, parlare bene e questo è tutto il momento. Grazie. Allora noi vi salutiamo tutti insieme, li salutiamo tutti e ci vediamo presto. Alla prossima puntata, Federico, Alberta, Stefano e Eliana. Un ciao a tutti.